Particolarmente gradito e apprezzato dal pubblico presente al Tempio di Giunone è stato lo spettacolo messo in scena da Marco Savatteri, Camicette Bianche, inserito nel progetto Global Learning 3, che prende ispirazione dal racconto di Ester Rizzo, Oltre l'8 marzo, che racconta la tragedia dell'incendio che colpì nel lontano 1911 la fabbrica di camicette alla moda. Nella tragedia persero la vita 146 persone, di cui 126 donne, ben 38 erano di origine italiana. Per tale evento si è preso spunto per ricordare la giornata internazionale della donna che si celebra nel mondo ogni 8 marzo. Quindi il saluto del presidente del Consorzio Universitario di Agrigento ai presenti e alla compagnia di Marco Savatteri, Nenè Mangiacavallo. Stasera abbiamo visto tutto in questo spettacolo: testo, meravigliose musiche, coreografia, luci e principalmente un atto d'amore per la Sicilia. Non è soltanto un atto d'amore per l'Italia, per le donne. Signora Ester, io mi complimento per quello che ha scritto lei, ma ha dato la stura ad un artista geniale, ad una persona straordinaria, ad un galantuomo, ad un grande artista quale Marco Savatteri, e perché no, completare un suo meraviglioso scritto. E l'attualità di questa sera con i diritti delle donne sembrava fatta apposta. Mi sentivo proprio a New York a protestare contro quello che sta succedendo, ma bando alla politica, ammesso che si tratti soltanto di politica. Io desidero, riprendendo le parole del vicepresidente, che ringrazio sentitamente per il suo lavoro quotidiano, attento, preciso, scrupoloso, che risale fra l'altro a qualche decennio fa come inizio, dicevo, noi siamo particolarmente lieti di avere dato seguito ad un progetto che è partito 3 anni fa e che sta producendo dei frutti veramente straordinari. Non si tratta soltanto di mettere in scena uno spettacolo stupendo, grazie ancora Marco, si tratta di dare la possibilità a molti giovani di qualificarsi anche sul fronte dello spettacolo. Sono usciti qualificati addetti alle luci, aiuti registi, scenografi, fonici e così via, e non è un fatto scollegato dal tema che è stato trattato questa sera, perché è nostra ferma intenzione dare la possibilità alle nuove generazioni della provincia di Agrigento e non solo della provincia di Agrigento di avere quelle opportunità di lavoro che nel 1900, nel 1911, come è stato citato, si andava a cercare all'estero. Noi abbiamo tante di quelle potenzialità, abbiamo tante di quelle ricchezze che abbiamo anche il dovere di utilizzarle e metterle a disposizione dei giovani. Ho detto in una occasione, e lo ripeto, che la nostra ferma intenzione non è quella di permettere ai giovani di cambiare mondo. Noi vogliamo che i giovani di questa provincia cambino il mondo, anche perché hanno la possibilità di farlo. Noi proseguiremo per questa strada, aiutate da tutti, in maniera particolare dalle istituzioni agrigentine, e pensiamo di offrire un'ulteriore occasione di sviluppo, non solo economico, non solo turistico, ma anche culturale a questa meravigliosa terra. Lo dobbiamo dire, non solo lo possiamo dire Giovanni, Margherita. È stata candidata a Agrigento, su nostra espressa volontà, perché non sottolinearlo, a Capitale Italiana della Cultura del 2025. Ce la dobbiamo fare. E ce la dobbiamo fare perché già questo spettacolo diventa particolarmente significativo di un cuore culturale pulsante ai piedi del Tempio di Giunone e in tutta la provincia di Agrigento. Da soli sicuramente non potremo farcela. Approfitto dell'occasione per chiedere il contributo di tutti, istituzioni, enti privati, associazioni, fondazioni, cittadini, perché è una battaglia non solo del sindaco, non solo dell'amministrazione, non solo del consorzio universitario, ma di quanti credono nello sviluppo di questa zona, di questo territorio e principalmente nel fatto che i giovani non vadano più all'estero e possano rimanere qua. Grazie.